Non esistono, aspetta che devo far vedere questa maglia che secondo me è una delle maglie più belle che forse abbiano potuto stampare negli ultimi millenni, no? Ciao, cosa volevi chiedermi? Ciao. Sei in diretta, vuoi dire qualcosa? Che ho trovato. Ormai nel raggio di pochi secondi siamo in modo visione. Perfetto. Siete in diretta, ragazze? Esistono aerodoni in Sardegna? Aerodone? Buonasera. Esistono aerodoni? Buonasera Davide. Anche noi, siamo obbligati, diciamo. Funziona così. Funziona così. Ah, lo vedi? Bravissimo. Ciao. La macchina è da Basilio, hai detto. Pino, non è che l'ha presa il Pino, ma no, ma Pino mi Scusa, io ti no, sto pensando chi può raggiungere allora noi siamo qua. Arriva Mario, c'è Mario. Secondo me hai anche un po' di Ciao Mattia. Buonasera. Noi non varese, no. Questo è il cartello. Mi piace moltissimo. Io non varese, manco in Sardegna, noi varese a Gaza. Conti rotto sa sciarpita de Gaza. Non massacro, ma mi pare che a noi si punta che massacrai, poi che si conferma su DDL o DDT, con non su presoni, solo quando una cosa accano. Comunque là. Agli striscioni? Vabbè, questo cartello è interessante. Bello. Non li vedi che siamo tutti con le bandiere? Che adesso sbagliamo su tutta la nave. Vedi? Grazie. Con tutto il rispetto. Per i bambini ci mancherebbe, però il tema di oggi è che se passa questo DDL entro il 20, se non erro, è finita per tutti. Quindi apriamo gli occhi e uniamoci, combattiamo per le cose che dobbiamo combattere. Poi se Dio vuole c'è anche Gaza in secondo luogo. Adesso pensiamo a noi, ma siccome i soldi mi sa che qua stiamo pensando sempre ad altro. Buona serata a te. Vado a lasciare il coso una signora che me l'ha chiesto. Bene. Ok, bene. Grazie Mattia. Ciao Pedro. Come va? Bene.
siamo pronti. Marina, come la chiamate? Ciao, tutto bene? Ben trovato. Per cui è chiamato questo pomeriggio e trova facendo una faccia, insomma, saluta gli amici, i compagni, ci siamo, altre occasioni, certo. Anche qua spiegamento di polizia a Maretta. Che sono molto attenti a certi temi e ignorano tanto tutti i Tipo Roma per la manifestazione della polizia che abbiamo fatto. Sì, cioè questi hanno paura, sono terrorizzati, che vediamo a ferro e fuoco la città, un'esagerazione. Oh, io non mi sono portato il giubbottino. troppo poco. Raffreddore, cosa? Ho attaccato a 2 grammi di vitamina ogni 2 ore, non mi sa io. Vedete che poi ha fatto anche l'articolo Ignazio Pilloso Sì. col fuoco acceso. Ma ieri e oggi non passavano comunque, era previsto, forse anche domani. C'è polizia dietro, se ne sono tornati a Caporra a ballare. Perché lì in realtà tu lo programmi, cioè Sì. tanto lì, cioè non è una cosa che improvvisi dall'oggi al No, domani. anche perché devi Organizzare il le blocco. telestaffette delle auto Bravo. con le sirene gialle che fermano al momento giusto il traffico e Certo. quelle cose lì. No, è una cosa che richiede un'organizzazione di un certo livello. Anche se il primo giorno non erano preparati e li hanno praticamente, tu eri presente, sono stati presi Un casino. di sprovvista. Queste magliette. Ciao Pino, dove va? E allora? Ciao Davide. Allora, Davide è arrabbiato che non ho portato il compagno. Ciao. Di Austis. Vivo e Dio. C'era tutto un gruppo di c'era Ustis, Posada, Intanto un bel colore. Oh, una delle bandiere più belle, vai. Siamo, mi sa che questo è quello Bravo, Matti. anche se manca quella nostra.
Rispetto, no, rispetto a quello che non si può. Così ti voglio, così. Non si può, quando si può. Quando ce lo permettono. Ciao Stefano. Oh Stefano. devo dire ciao, ciao. Oh, mi ha detto Davide che ha portato anche Aspetta che c'ho un problema in Sicilia. se partito, se Gruce e là anche lo striscione. Siete riusciti poi a fare, certo che siete riusciti. Bastava dire a Basilio che si stramancava su Sarrugo che via si lo bene e lo tagliavate e lo utilizzate. Abbiamo risolto anche questo. C'è una nave, stanno portando. Se una che parte dietro Oh. Ciao Cizio, ciao Domenico. Ben trovati, Sì, no.
Grande rappresentanza. Una grande rappresentanza della La prima cosa che voglio violare. Adesso Mattia, dove sei? Sono una persona forse io impreziosisco la pietra, non metto gancetti in oro, brillantini, almeno che non mi venga richiesto. L'accetto non va, ogni tanto faccio così per vedere se è resistente, perché sai, colmare la salsedine o il foro o laterale, la nuova che figlia regala una collana, mi hanno regalato una fila solo guarda, più teatro è il tipo di oggetto che allora, mia figlia le hanno regalato una cosa piana così, anche del mercato. Hanno usato una pena di assolutamente perché normalmente loro sono artigiani, sì, anche loro vendono farina, è sicuro che quello che regalano viene dall'artigiano. Sto pensando che anche allora, vi spiego una cosa in caso. Me lo dovete dire con la canzone. Io qualcosa di pronto c'è. La maggior parte delle volte lavoro su figurativi, delle mezzerine, delle cose di ispirazione, altrimenti le salutiamo 15 giorni prima. Io tale giorno devo fare ma anche tanto passerà del tempo delle maschere, almeno una maschera figurativo, fate del figurativo. Questo, allora, ci possono fare fuori io il figurativo faccio una montone che vediamo
Una luna, una goccia, una lacrima, un orecchino, non arriva. Già ho buttato via due. Ascolta, ma tu come pensi fa? Non si deve ricordare. Poi non lo so. Dai, chiaro, non è- Allora, perché per me la classica ragazza sì, molto superficiata, molto in alta, però il regalo è mio personale. Magari con una destinazione anche magari ci fai vedere più o meno quello che Qualche oggetto di oggi. io in base a come leggo Non nelle vetrine. per me non c'è una scadenza perché negli anni 9 si sa quando il numero Per esempio, sì, poi il riferimento che poi un paio di vetrine, un po' di noi abbiamo bellissimi sai abbiamo provato a terreno nostro perché io sono originaria di Monza e sì, l'ultima volta siamo andati a vedere se c'erano olive e quindi il terreno era lavorato, fresato e abbiamo trovato un paio di pietre ma così eventualmente sì, anche dal cortile al massimo le alci dove servirebbero per mettere il video. dove le pure Ma io le ho raccolte nel nome ah ok adesso è più facile mi hanno detto sono andata in un'oficina dove volevo regalare sempre a questa ragazza ci ritorno e lei mi ha spiegato che ormai che vedi fuori non è più ossidiana, è una pietra nera brasiliana. Sì, oggi, E quindi l'ossidiana ormai è quasi protetta, forse non si può neanche c'è più ragione. Però noi intanto ci siamo nel terreno, cosa dovrei fare? farle Ai piedi di Monte Alto. Sì. Sì, sì, sì. No, fai riferimento. Sì. Quindi degli oggetti che ho preparato. Sto pensando bene la seconda volta che penso per lei un regalo così. Magari Cioè, poi se mi dai un disegno, io con lei forse la luna. Però voglio vedere un po' quello che ti faccio vedere alcuni oggetti pronti, poi tu mi dici, se vuoi lo creiamo, capito? quello che è arrivato nella mia campagna un cane così, bellissimo, è un labbro. Sì, è un labbro. Sì, sta dormendo a casa mia. Sì, è così il cane che viene a casa. È da salvare. Almeno così. Sì. Scusa, saluto. Vai, vai, vai tranquillo. Sì, sì. Però... Questo, Ma non no, vedo il tempo. no, adesso spara, Mario, lascia che spara là. Adesso spara. È un affare del genere, però non baisci. Capito? Questo del famoso 7 quintali. Capito? Stavo dicendo Mattia, quella gente lì non ti frega nulla, lei dire che non fa.
Ma fanculo, no. C'è questa amica stanno apparecchiando, è tutta non è metro, palle uli. Poi non è. Quindi se lo schiarisce su striscione non mi danno un Basilio, cazzo. Porca madre. Se ti chiede se piove facendo su striscione, sei andata super nera, mi fai fare questa piattina. Allora io ho già preparato la Già hai fatta, ma? già tagliate, ne devo solamente accendere la forgia e piegare. Ma voi di Bonioso, voi resistenti, ti voglio un vero a savate a sapere dei cattolici ovesegi appoggiava a placca, in modo che non andrà in più. Domani mattina lo preparo. Grazie, Andrea, ma ti troppo. Non vedi? Poi organizziamo. No, ma ce l'abbiamo, ho tracciato già il centro dove deve essere piazzata la cosa. Allora, Se non erro era 15 e 4. Era 15. Però poi a quello devo aggiungere anche lo spessore delle lamiere perché devo fare i due anelli per saldarli ai fianchi, sopra e sotto, in modo che gustano non sbagliano più lui. Chi tu muovi su suvetti, su badala, in basso badala. Chi tu muovi in basso vetti, badala su e quindi devono messo e in basso, gustano badala, niente così no. Allora, è più che sufficiente essere, ma che no, lo bevo. Vai, io posso stampare le due cose e devo bullonare pure, volendo. Cioè, si vuole fare tanti manetti. Solo che chi ci sale deve essere sicuro. Assolutamente. No, si vuole fare qualcosa tra ballante e poi No. sulla terra. Poi ho visto la colonna, è più vero spioso. No, io ho messo punte di silicone. Però è più vero spioso. Non punti Ma è più vero spioso. Invece io stavo pensando che io so dov'è la spina di Cristo proprio. Sì. Però c'è questo, si deve riuscire come hai fatto tu, a settimanale, era giusto. Sarebbe più originale la corona proprio di spina di Cristo. Solamente che bisogna essere sicuri che... importante anche quello. No, io la trovo. Crasi mi dici, Crasi e Mattia, magari mi dici qua ci cai e quindi dove sei con Sannai, poi tocca da vai a Corona, però bisogna cercare il sistema per modo di non chiudere là, è la siliconata. Ci vuole la silicone, così è trasparente il silicone, ma così per il madre, Siamo d'accordo, dai. Ah, Mariello, bravo. Sì, non c'è altra, come dire, altra sensazione. Sì. Sì? La pianta. Ah no, credevo che stesse cercando un paio di brasiliani. Così li prego. Comunque mi ha mandato anche il nome santo. Ce n'è a Pavillone. Pavillone, che ti ha mandato? No, il Linardo. Ah, Linardo. Ecco, su però mi ha mandato anche come a ma sapete che non Linardo. ma lui che Linardo, ma no, sono porca miseria,
Allora, da pagata, no, cacchio nella Sandioi. Credo che sull'innato io Da me. una volta La cara ho nella scritto No, non è vero che sono Alla, l'ho visto. Già il primo attentato in piazza Garibaldi. È una strategia. sì. E la dicevo no, che parecchio tempo fa era una ragazza che mi metteva sempre le tette in avanti. A me mi turbavano quelle tette davanti agli occhi, ma a distanza mi turbava anche se ero un po' anziano, no, anziano relativamente, veniva 50 anni e gli ha scritto Tony Bellinardo, un pura cinese, Sanaggio, sei stesso, sentivo a lui, mamma de Murdego, magna su Ah no, mica tutte le poesie possono essere anche cose. A me mi dà la vaga impressione che moltissimi giovani, io parlo anche del maschile, hanno un concetto molto sbagliato degli anziani. Sì, Questo anziano, Se non sapevo con la forza, però adesso dunque, davvero. sull'Inarmo, vedi, su te finti segai, un campo, no? Un campo tedesco. Non mi ricordo male, quel calcio, quando tu lo usi, non mica fuoco, avrà sempre buonato, ma Qui io sono in Africa. c'è il corso, mano. Sto cantando a te. Sto cantando. a volte male. Vieni di passare sulla tenda del cuore. Gli portiamo i fiori, Confetti le rose. li ho lasciati a casa i confetti. Però solo il gambo. Solo il gambo. Sì, lo che votavo bellamente. Guardi, ma da voi, Bravissimo. da voi, Sazzino. Andiamo, io, dai, diciamo. Andiamo ragazzi, forza Vanisi, forza Vanisi. Avviciniamo in maniera un po' più diretta alla Palestina. Sì, sì, andiamo verso la Palestina. Da, Piero. È claro, è claro. Pietro, se si tagliamo uno. Bene, bene. Siamo scortati anche oggi. Guardate. No, ma che bello. Guarda qua che meraviglia. Guarda, siamo scortati da tutti, da Digos, polizia, abbiamo tutto. Abbiamo tutto, polizia, Quando carabinieri. vuoi cambio io sono a disposizione. Per adesso tengo anche questa.
Io vorrei parlare, ma oggi non parlo. Mattia, cosa vuoi che si dica? Il dramma palestinese, la tragedia che sta succedendo, a me mi fa realtà. Gli aggeggi, perché oggi dobbiamo dedicarci all'elemento principale, questo DDL. Cos'è il DDL? Questo decreto voluto, adesso non so esattamente da chi, se da Minniti, no, chi aveva voluto? Salvini, bugia, da Salvini. Questo caro decreto ci impedirà una volta, ciao signorina, una volta per tutte di poter manifestare e opporci a questa dittatura, quindi una dittatura ufficializzata. E se è da fare domande, è la fine, è la fine, però non sarà la fine perché noi combatteremo. Ci ribelleremo perché qua sta diventando un incubo, un incubo. Pensiamo un po' se non potremo più manifestare per gli ospedali, per tutto ciò che stanno facendo. Ai sardi non gli interessa più niente, se ti alzano la benzina a 3 euro al litro, se ti mettono ad esempio, come abbiamo parlato prima, di strisce blu ovunque, mancano volte questi blu a macchina. Dunque, o si dischidamos o esta acabada. Acabada. Andava. Grazie Guarda, Matteo. niente, Castenduni, da comunista, sa, ci viene ci anche i Digos, Ci sono tutti, anche guardate. la Digos, Siamo tutti in diretta. senza vergogna, ragazzi. Cinzia, siamo ascoltati, guarda, non c'è cosa Chi c'è? migliore. Cinzia? Sì, sì. Ma chi c'è? Ciao Domenico. Ma Sì, Mari c'è? guardate, siamo ascoltati. Mari c'è Guardate. lì. Guardate che bello. Guardate. Una cazzo, vai. Guardate. Non c'è. Guardate. Guardate qua, siamo tutti armati, guardate. Guarda le armi che usiamo noi, guardate le armi che usiamo. Se tutte queste persone fossero fermate, mi dispiace a me per la Palestina di cuore, ci mancherebbe altro, ma oggi non era il momento di celebrare la Palestina. Qua si sta fermando una dittatura. Hai lanciato? Io che non vedo. Vieni, Matteo. No? Guarda che sono. Qui c'è, Luciano. Se vuoi intervenire. Finito dove siamo finiti.
doppia ciao. Oh, ma per dai niente, tu. Per dai niente. No, noi alla.
Ciao a tutti. Ciao a tutte e a tutti, è bellissimo vedere che ci sia così tanta gente in piazza, nonostante questa manifestazione sia stata organizzata con poco preavviso. Le motivazioni che ci hanno spinto ad andare oggi in piazza le sappiamo tutte, ma è bene ribadirle. Sta per passare un disegno di legge liberticida che ci impedirà a chi è impegnato in ogni versante di lotta, che sia per la Palestina e per il Libano, che sia per i CPR, che sia per le basi militari, che sia per la speculazione energetica, siamo tutte toccate da questo disegno di legge. Non possiamo farlo passare, ne va il futuro della nostra isola e di noi tutte. Abbiamo già pochissimi diritti, l'unico diritto che forse ci sta un po' rimanendo è quello di manifestare e di esplicitare il nostro dissenso. Proteggiamolo. Lascerei la parola alla mia compagna che assieme a noi si è sbattuta così tanto questi giorni per organizzare questa giornata, che vi dico la verità, me la sarei immaginata molto diversa, ma qualcuno che qui tra di noi si è messo di traverso e ha deciso che noi dovevamo stare rinchiusi in questa piazza, perché noi cagliaritani, cagliaritane, sardi e sarde, sassaresi e sassaresi, vabbè, è uguale, femminile e maschile, nuoresi, olbiesi, di ogni parte della Sardegna non possiamo passare nelle vie della nostra città, del nostro capoluogo. Secondo la questura di Cagliari dobbiamo rimanere rinchiuse qua, come se avessimo fatto qualcosa di male. Ma ricordiamoci che resistere non è reato, né DDL 1660. Ciao a tutti e tutte, leggo il comunicato della rete degli studenti. Allora, oggi siamo qui in piazza per dire no al DDL sicurezza. Come anticipato, è un disegno di legge liberticida da stato di polizia.
Questo decreto è agevolato da un'opposizione parlamentare silente che negli anni precedenti ha dato il via libera a queste nuove norme che seguono la scia del decreto Minniti e Salvini e superano addirittura il fascismo del decreto Rocco. Come antifascisti e antifasciste riteniamo che tale decreto colpisca la genesi della lotta nella sua totalità, andando a ledere il diritto di protesta, in particolare le manifestazioni contro la guerra, e ricordiamo in particolare quelle contro il genocidio in Palestina, e quelle contro la costruzione di nuove basi militari, i picchetti operai, le proteste contro le grandi opere. È attraverso tali presupposti che lo Stato italiano assicura alle forze di polizia nuovi poteri, e possiamo vederlo oggi, la loro impunità e intoccabilità, risentendo così l'apparato repressivo di uno Stato di controllo. Non abbasseremo la testa davanti a una distopica trasformazione da Stato di diritto a Stato di polizia. Manterremo il pugno alto per difendere la libertà di espressione, di manifestazione, di protesta dentro e fuori dalle mura, al fianco delle compagne che oggi nei carceri e nei CPR vivono in condizioni disumane e che con questo decreto vivranno condizioni ancora peggiori. Siamo tutte e tutti indignati. Non sarà l'istituzione di uno Stato di controllo a fermarci. È proprio tale istituto che ci sprona ad appoggiare tutte le realtà di lotta per creare un fronte unito contro le politiche razziste, imperialiste e sioniste portate avanti dallo Stato italiano. Siamo qui per difendere la libertà di parola e remare contro l'assurda accusa di terrorismo di parola di cui il compagno Giuseppe Flavio Pagano e tanti altri compagni a cui diamo solidarietà è stato colpito. Lottare contro il DDL vuol dire appoggiare tutte le realtà sarde e non solo, che lottano contro uno Stato di polizia, artefice di politiche e guerrafondaie e direttamente complici del genocidio in corso. Scendere oggi in piazza contro il nuovo DDL significa resistere e lottare a fianco della resistenza per i diritti di tutte e tutti e a fianco del popolo palestinese. Condividiamo per questo le rivendicazioni stilate dai giovani palestinesi italiani e da UDAP. Esprimiamo il nostro sostegno alla Palestina, alla sua resistenza, al suo popolo glorioso, e anche noi con loro pretendiamo la liberazione totale della Palestina e il suo riconoscimento come Stato autonomo e libero dalla presenza coloniale sionista e lo smantellamento dello Stato illegittimo di Israele. Il riconoscimento del crimine di genocidio compiuto dall'entità sionista e la condanna internazionale di Israele e del suo governo e la fine di ogni tipo di impunità. La cessazione di qualsiasi rapporto con l'entità coloniale sionista israeliana e quindi fermare la vendita e l'invio di armi, cessare ogni attacco militare, ogni accordo militare, commerciale e accademico, impedire il sostegno e l'aiuto militare all'entità sionista, sia essi in termini di forze umane, tecnologiche o altro. Che sia riconosciuto il diritto alla resistenza in ogni sua forma e che non venga più definita terrorismo. Il diritto al ritorno del popolo palestinese alle proprie terre e alle proprie case. La cessazione della propaganda di guerra e militarista, la militarizzazione forzata e ignobile dei luoghi di formazione. Il ritiro di qualsiasi provvedimento repressivo e di censura per chi si schiera con il popolo palestinese. Dalla parte del popolo. Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Come ho detto, la giornata di oggi era pensata in modo completamente diverso. Saremmo dovuti andare nelle piazze, avremmo dovuto raggiungere Largo Carlo Felice o Carlo Feroce, saremmo dovuti arrivare in Piazza del Carmine, ma per la questura di Cagliari questo non va bene e lo motiva come segue. Siamo andati in questura qualche giorno fa, anzi ieri, e la questura ha chiesto che firmassimo delle prescrizioni.
Nelle prescrizioni il divieto di corteo era motivato come segue, ve lo leggo perché è molto grave. Allora, non potendosi escludere che l'iniziativa preavvisata possa essere in qualche modo strumentalizzata da parte di movimenti che sostengono anche la causa palestinese, così come peraltro pubblicizzato sui social network e fonti aperte, e non potendosi escludere che tali tentativi possano ripercuotere negativamente sulla gestione dell'ordine e sulla sicurezza pubblica, si prescrive che la manifestazione dovrà svolgersi in forma statica. Con queste parole, la questura di Cagliari sta affermando che parlare di Palestina per lo Stato italiano è vietato. E che quella italiana è una repubblica democratica fondata sul sionismo. Vergogna! 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 Questa prescrizione è gravissima. Parlare di Palestina è un dovere. Non possono negarci di parlare della Palestina e noi continueremo a farlo finché non avremo più voce. Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Questo decreto, tra le sue norme, istituisce il reato di terrorismo della parola. Non potremo più esprimere liberamente, come se fosse libero oggi, le nostre opinioni, non potremo camminare nelle nostre piazze parlando di Palestina, parlando di CPR, che sono dei lager a cielo aperto che si trovano a pochi chilometri da noi, dove i migranti e le migranti muoiono ogni giorno, dove vengono torturate. A Macomer c'è un lager. Nella nostra terra sta avvenendo un assalto eolico, un assalto fotovoltaico che ci priverà per sempre di poter abitare come abbiamo abitato fino ad adesso i nostri luoghi. Nella nostra isola esiste il 65% delle servitù militari italiane. Nella nostra terra succede la guerra, le bombe fanno ammalare le persone e lo Stato italiano è complice e responsabile. Ancora Senato della Sardegna! Ancora Senato della Sardegna! Ancora Senato della Sardegna! Bombardano moriamo di leucemia! È questa la loro democrazia! Ci sfruttano, bombardano, moriamo di leucemia! È questa la loro democrazia! Buongiorno! Bellissime, bellissimi, oggi l'energia è nostra! DDL 1660 pronto a ridistribuire la dittatura, pronto a ridarci le katane al collo. Invito ogni singola persona qui presente oggi a leggerlo tutto questo decreto legge, a farsi una cultura, perché ciascuna
da brivido, da brivido. Vorrei fare un annuncio alle nostre sorelle e fratelli poliziotti che ci guardano oggi. Care sorelle e fratelli, noi essere qui oggi, messaggio non interpretabile. Noi essere qui oggi per i diritti umani di ciascuno di noi. Noi essere qui oggi, noi essere qui oggi per tutelare anche i vostri diritti personali. Stiamo lottando anche. Non ho voce, scusatemi, oggi meno di sempre. Bene, finisco questo messaggio. Noi essere qui oggi perché amiamo la vita, amiamo la vita libera, dove possiamo esprimere il dissenso. Senza dissenso è dittatura. Siamo qui come cittadini liberi per ricordare a tutte e tutti che le libertà si tolgono con questi decreti legge quando in tutto il resto del mondo c'è il panico, zitti zitti, buoni buoni. Per cui passiamo ai dati. Un altro messaggio non interpretabile. Odiamo con tutta la nostra anima e il nostro cuore ogni forma di violenza. Sappiamo benissimo da donne e uomini lucidamente e politicamente lucidi che siamo qui per i diritti e la libertà alla protesta non violenta, diritto sacrosanto di nascita. Qualche dato, perché è importante mostrare che non siamo una massa di ignoranti, selvaggi, come appariamo in alcuni manuali. Articolo 14 di questo schifo di decreto legge dittatoriale. Blocco stradale non violento, per cui la base di qualsiasi tipo di protesta diventa un illecito penale. Non si paga più una multa, si va dentro. Si chiama norma anti-Gandhi, perché anche Gandhi sotto il governo fascista meloniano sarebbe entrato in prigione oggi. Se questo decreto legge passa, non i lavoratori, non gli studenti, non gli attivisti, non i poliziotti, non i carabinieri, nessuno potrà protestare pacificamente. Porto alla vostra memoria un eroe per noi oggi, Giacomo Biagio, un attivista di ultima generazione che si è visto trattare come un mafioso perché combatte per i diritti di ciascuno di noi. È schifoso! È una cosa aberrante! Articolo 19 di questo
cittadino. Chiunque volesse anche solo esprimere il proprio dissenso in maniera civile, come ci è sempre stato insegnato, civiltà, ordine, pulizia. Pulizia di cosa? Di morale. Ci vuole una morale più alta di queste cagate dittatoriali. Ci vuole comunità, una comunità che conosce e ha studiato i propri diritti base, che sono quelli della resistenza non violenta. Si chiama resistenza pacifica. È tempo dimostrare che noi i nostri diritti li conosciamo benissimo, per cui pacificamente ora prendiamo tutto quello che ci serve, ossia la nostra testa, il nostro cuore, i nostri compagni e io. Corteo! Corteo! Maria, ci sentiamo, poi ci sentiamo per casa. Va bene. No, Maria. A Roma, signori, è stato appena autorizzato il corteo. È stato appena autorizzato il corteo. È stato appena autorizzato il corteo. Corteo! 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 Sardegna libera! Sardegna libera! Sardegna libera! Sardegna libera! Sardi liberi! Sardegna libera! Annauso! Allora ragazzi, forza! Siamo autorizzati! Ok, siamo da questo lato! Corteo! Sto andando lì! Compagni, verso piazza Garibaldi, verso via Garibaldi, verso via Garibaldi. Buonasera a tutti, anche io vorrei dare due parole perché qua mi stanno boicottando perché qualche signore di Sarajevo non può farmi parlare. Non mi riportano da Doghistioni, vuoi piacere? Zeson Castedo. Buonasera a tutti. Vorrei sapere invece dove sono i sardi per la Sardegna, o ancora anche io la Palestina. Ma qui dobbiamo pensare prima di tutto a noi. Qualcuno ancora non è al corrente di ciò che sta accadendo, ovvero Questa è la democrazia. Gli avete staccato il microfono? Bravissimi, complimenti, bravi. Noi siamo una banda di coglioni, no? Noi saremo una banda di coglioni che siamo venuti qua per protestare, per dire una parolina. Che siamo del presidio giornistano, siamo lì buttati da 3 mesi. Perché lo diciamo? No.
sto dicendo la mia, non me la so, non entrare sul personale, non vorrei mai. Siamo dei deficienti. Come non lo sono io che sono impegnato anch'io contro le paleuniche. Non sono Non impegnato volevo dire la anch'io. mia. Sì, è partito il quartetto, ma non lo so. Non lo so. Infatti, noi smontiamo noi abbiamo solo prestato la Sì, no, Noi siamo impegnati, come queste riunioni sono cose di base. Noi siamo impegnati attivamente, cazzo. Abbiamo mandato anche delle persone già prima, ci vediamo contro il fossile, eccetera, a Roma, al Ministero a parlare a nome del sindacato della stessa sala. no, non sono sensibili non interessa la cosa. Ma dico, non volevano farlo parlare. Ma perché? Perché non mi interessa? Non mi interessa solamente non mi interessa solamente no, quello che vuoi. Quella ragazza certo che c'era. No, ci sono 3 volte che era anche alla presenza. Certo, come deve essere che oggi la stanno incentrando. Ho capito. È incentrata sul DDL. Ho capito. Noi chi ci siamo? I baboni del vento scrivono la furia, fino alla vittoria!
È italiano, è italiano, italiano, sei nervosito pure, sei. Calmati, calmati adesso vedibilmente. Non ti preoccupi, signore, che c'è due scivolta, poi c'è cattato. Faccio appare da cattato dopo. Che ne manganello, che ne manganello. Faccio appare ti faccio video come si fa. Non ti preoccupi. A faccio appare c'è che sia un altro, non ti preoccupi. Che c'è da cattato in spiaggia. Eia, eia, vada tranquillo. Vada tranquillo. Che c'è da cattato in spiaggia, picciotto. No, vai tranquillo. Desacatado, dai. Non ti piace? Vai. Mi hanno fottuto anche là.
Ci stanno andando in casco, guardilo! Passiamo di qua.
Che accoglienza di merda che fate! Che figura di merda! Che merda! Vi sentite delle merde? Ancora, Sagnato, Sardegna, ancora, Sagnato, Sardegna, ancora, Sagnato.
Adesso se lo vedo. Voglio affondare. Sì. Guarda che roba. Io veramente non ci vorrei credere. Sì, super interessante. Bravi,
Vedete, sono i guerriti. Stanno andando a malmenare dei ragazzini, signori. Guardate. A malmenare dei ragazzini. Guardate che furia che hanno. Guardate la repressione che hanno questi poliziotti. Guardate. Fermatevi e partite. Porca puttana, ragazzi. Tutta madre di urna. Tutta madre. Avanti e indietro, oggi si lavora. Si travaglia oggi. Eh sì, a picchiare i ragazzini, vi divertite? Oggi si lavora. Eh sì. Stai attento, ragazzi.
Guarda come sono organizzati, eh. Vi piace picchiare i vostri figli, eh? Bravissimi. Li paghiamo per picchiare i nostri figli a sta gente qua, perché stanno manifestando pacificamente. Non lo vedi? Stanno manifestando pacificamente contro le pale eoliche, contro le guerre, contro la legge DDL 1660 e li hanno abbandonato. Eh. Non si può più parlare dopo il 20 di questo mese, non possiamo più esprimere una parola dell'alfabeto. Veniamo arrestati per i nostri diritti. Stanno picchiando a mio figlio. In mezzo c'è mio figlio, lo stanno picchiando, lo stanno massacrando. Appassionato, perché ha una bandiera. Moi j'ai resté 5 ans en France avec les gilets jaunes, voilà, fait la guerre. Voilà. Ça c'est la vraie force. Voilà. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Pronti a manganellare i ragazzini? Guardate, sono talmente repressi, guardi, pronti a bastonare i ragazzini con una bandiera. Eh? Neanche fossi degli assassini, eh? Cosa ci abbiamo? Kalashnikov in mano.
Dai. Sì, di tutto quello che hai incontrato. Sì, va bene, benissimo. Allora hai portato attrezzatura? Sì, sì, sono agguerriti. Stati quelli di Oristano. Certo. 3 ne ho visto. Tre. Uno non ha sorriso neanche. Ah, scusate. Più di 3 forse c'è. No, io ne ho magari ce ne ho Ah. 3. Uno proprio non ha mai. Ne ho visto, non è Riconosciuto. qui. No, non è mai tolto questa. Io penso che abbia una paralisi. Ah, ecco. Non ha cambiato. Almeno È vero. oh, ciao, di nuovo voglio fare. È vero, hai ragione. Le deviazioni. Tutto, finché dura. Oh, non ho capito. Ma non era autorizzato, è arrivata l'ordinanza dell'autorizzazione. No, evidentemente no. Ah, no. Sta fulminato, mamma mia. Fatta aperta. Certo che è ridicolo. Sono bambini. Esatto.
Oggi Ci mettiamo la mascherina. Però è una bella strategia questa. Davide, come strategia mi piace, sai perché? Che loro sono anche 10 kg di armatura. li ho visti, sì. Speriamo che se sono anche dosati non succederà. No, non lo auguro, vabbè, però sono... No, ancora no, ancora no. Braccia no, spezzate.
No, sembra di no. Vediamo, non capisco, non è molto chiaro il perché. Arriviamo a Serrano. Come sono? Ok, arriviamo, cioè proviamo ad arrivare.
Davide. Ah, i blocchi ce li abbiamo dietro, i carabinieri insomma sono in fondo. Avanti sì, avanti ci sono gli altri, la polizia. Domenico! Domenico! Nuraggi. Non ho sentito bene, però qualcosa di ironico. Oh, grazie Martina. Sì. Le volevo dare la sua voce. Grazie Martina. No, utilizzato, sì. No, ho detto stilizzare la sua voce. Volevo dire. È ancora arancione, guarda, mancano 3 secondi, 2, 1. Adesso potete andare a fanculo. Straordinari, sì. Ancora da carabinieri, sì, carabinieri sono dietro. Black bloc sono dietro.
Facciamoli stancare questi bastardi maledetti, cazzo. La finiscono, che non hanno le dura, c'è 10 kg di roba addosso hanno. Li dobbiamo stremare, Paolo. 10 kg di roba hanno addosso. Sai come si stancano? Perdono, minimo 4 kg oggi, senza fare palestra. Senza fare palestra. 4 kg senza fare palestra. Caramba. Siamo lì cosa. Va bene, va bene, li facciamo camminare. Martino, oggi un po' di trekking, almeno ci no, ma poi non solo il centro, anche nelle vie, quelli che non li caga mai nessuno, Esatto. commentati. Almeno ora tutto nel vicolo. Siamo ovunque, ormai siamo ovunque, Sì. come le formiche. Adesso ritroveremo Mattia che l'ha perso. Dall'inizio io non Si è incazzata, non lo so dove era. In macchina. Sì, beh. A piccole dosi, certo. no, lo contieni un po' di cigarro. Dai. Ah. È come se fossi molto più alto. Sì. Porta pazienza. Vieni con noi che ti voglio dire. Aspetta ancora.
Bravo. Non si Forza. lo ricorderemo con la lotta. Grandi, grandi, bravi. Grazie. Bellissimo. Sì, sì, sono là. 10 metri. No, mi vedo. Sono selezionata l'ultima persona.
Era meglio fregarli di qua. Loro non possono fare via. C'è il trabalho, c'è il trabalho, nel lugar c'è il trabalho, nel lugar c'è il trabalho, nel lugar c'è il trabalho. Adesso sfonda il cocktail. No, vabbè.
La complicità del complesso militare industriale interno e minaccia Israele. Stiamo lottando contro la pressione dello Stato italiano che ci impedisce di parlare delle nostre radici. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, la legge così anche non ci sono coloro che sono sospettati di essere le istituzioni pubbliche saranno più a collaborare con i servizi di intelligence ma di cosa stiamo parlando? Lo stato di polizia questo non è democrazia se non abbiamo il diritto al dissenso. Che vedi la nostra democrazia? Vedete il numero ma non è solo il sistema di partecipazione, da parte stavo leggendo anche della legge di Spagna di bloccare la polizia, bloccherà qualunque forma di informazione perché provider di VPN saranno obbligati a logare gli accessi segnali cosiddetti accessi sospetti senza dire esattamente cosa si tratta, quindi è molto logico la libertà di espressione su internet e che ovviamente sa che e soprattutto ricollegandomi anche al discorso del terrorismo della parola. Cosa significa esattamente? Non ce lo spiegano. Può essere comunque protesta legittima. Ma non significa niente, infatti, è una scusa per affossare tutte le nostre proteste, per affossare la libertà di parola. Non dobbiamo farci inginocchiare da queste parole che sono così a caso. Ma soprattutto vorrei fare anche una domanda. Dove sono i cosiddetti liberali che si riempiono la bocca di libertà di parola e di libertà di espressione? Non ci sono in queste manifestazioni, siamo noi sinistra che lottiamo realmente per i nostri diritti, per i diritti di tutti, indipendentemente da colore politico, ma lottiamo solo perché vuole toglierci i nostri diritti. Lottiamo contro le cose che lottiamo contro questa ipocrisia. Però voglio dire un'altra cosa molto importante. Questo sarà solo l'inizio. Quanti di voi c'erano il 15 aprile? Alzate le mani, voglio vedere quanti c'erano il 15 aprile in piazza. Per quali mani vedo? Quando dicevano ora è sempre resistenza, significa che questo, difendere i nostri diritti, difendere i diritti scritti in Costituzione, si parla di questo. E soprattutto la protesta non è una cosa che si va a utilizzare, perché è un nostro diritto naturale, perché senza protesta non c'è democrazia. E la nostra libertà non è negoziabile.
vincere le fila, perché tutte le nostre lotte alla fine una lotta di classe, una lotta per emanciparci tutti. Per tutti quegli studenti, per quelle giovani persone, perché io ci sono passato nelle loro scale. Io ho vissuto le loro situazioni alle superiori, dove ci si sentiva fatta politica a non essere. Io dico, ben venga che giovani facciamo politica, perché voi siete il futuro. Un gioco!
Perché nonostante le condizioni di frode in cui ci troviamo a lavorare, richiedono una lotta forte e compatta di tutta la casa lavoratrice, della popolazione, la paura dei poveri, i problemi legali, oggi sono disciplinari e rispetti il proprio posto di lavoro e danno da tutti i stato silenzio da seguire. Questo non è il questo movimento, ci ritendiamo che siamo forti, deboli, strumentali, ma oggi ciò che manca veramente è uno spirito per ogni organizzato, in grado di portare avanti la transizione, tanto movimento studentesco in grado di coinvolgere la maggioranza degli studenti proletari in queste lotte. Nonostante il governo Meloni utilizzato i precedenti chiaramente la stretta definitiva per prendere le mobilitazioni che avrebbero visto la sicurezza del profitto per tanti padroni. Questa legge serve proprio a colpire coloro che in questi anni hanno alzato la testa e tengono l'attenzione a questioni che oggi ci manca. I tanti purtroppo sono costretti ad abbandonare la lotta. Lo stesso pretendo il ministro dell'interno ha dichiarato in Parlamento che non tutti i fondi di questo disegno di legge sono a favore delle imprese. Non fanno delle lotte sindacali come sistemi del proprio esercito delle leggi. Proteste che questo tipo sono sviluppate grazie all'azione dei settori sindacali, operai combattivi in una logistica, così come per il blocco delle merci che sono state portate avanti nei laboratori in certo paziente, che hanno bloccato milioni di armamenti nei territori di guerra ucraina e turchiana. Di questi di guerra sono sempre più forti, la veterana fino al Marocco, e si sente quasi tecnici ancora di più questo conflitto. L'escalazione che abbiamo visto, provocata dallo scontro imperialistico, che vede lo scontro con le passioni della polizia globale per accaparrare un piede di risorse infrastrutture. Di questo il governo italiano continua ad annunciare il conflitto in Ucraina, continua a sostenere l'alleanza sionista nel genocidio dei palestinesi e negli attacchi terroristi criminali contro la base territoriale. Nelle classi dello scorso anno, la solidarietà nei confronti della resistenza palestinese, e in particolare nelle scuole università, si è trasformata in lotta attiva contro il governo complice e contro l'Ateneo che non hanno voluto rinunciare alla collaborazione con le televisioni assassini e complici di un massacro. In previsione della futura estensione della zona terrorizzata e del conseguente ulteriore peggioramento delle condizioni materiali per i lavoratori, le condizioni che il governo Meloni chiede portare avanti sono quelle di bloccare il suo nascere e silenziare ogni opposizione alla guerra imperialista in corso. Questo disegno di legge è un provvedimento che rafforza un disegno repressivo avviato da governi da parte del centro-sinistra. Non possiamo dimenticarci degli anni scorsi, tante avanguardie sindacali operai, le più combattive, sono state non vengono di fuoco di guerra, da urbani a pure di associazioni da delinquere. Ebbene, concludo, compagni. Il nostro questo, fare cosa deve essere deciso e compatta. È necessario costruire un fronte di lotta, di classe, che sappia attaccare, che sia il risultato di una discussione già vigorosa tra i compagni e le compagni combattive, delle scuole, delle università, dei posti di lavoro, e non una semplice sommatoria di numerica delle nostre forze. Organizziamo la lotta contro la guerra, contro la repressione, contro lo sfruttamento. Resistenza! 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 Resistenza!
La legge 160 non è stata approvata, però comunque una sanzione abbastanza grave. Allora, ha ripetutamente costruito fisicamente con il proprio corpo il transito di un convoglio di automezzi e autocarri che effettuavano trasporto intenzionale cioè per aver usato il proprio corpo, ovviamente sul video di questo proposto reato, proclamo esta amministrativo, ma ricola la legge 160 solamente il reato penale. Cioè questo non è democrazia, un Stato fascista, repressivo e reprime qualunque poi è individuata questione importante, diritto sociale e diritto di opinione ed espressione, il diritto del popolo, specialmente del popolo palestinese in questo momento che soffre una vera e propria genocidio, cioè l'intenzione è di riculare la terra o cancellare tutto. Guardate bene, noi independentistas sardo devono mettere a forza questa lotta e mettere a dominare sul popolo palestinese. Il popolo sardo è vivente di una forma di genocidio in maniera subdola, non si disarma, non si bombata, ma di fatto però sono cancellate il popolo sardo dai questa terra. Come un'operazione di speculazione energetica, ma guardate bene, questo discorso di individuazione della Sardegna come le cose in storia nucleare, cioè praticamente che espropriare il popolo sardo della terra sua. Un popolo che perde questa terra è un popolo cancellato. E guys, un paquete por los palestineses, como il cambio di curare da terra non cancellare. Ma non c'è sicuro no. Un palestinese, una troppa che scuse il popolo palestinese e ad affermare cosa terra sua, cosa libertà, cosa soveranità sua.
che si condannano allo Stato italiano. La stupidezza di usare Dio in questa terra, amo da pettine la sovrania dello Stato in terra nostra. Guardate bene, non palestinesi che fanno tutti i punti ebraico, no, che ne sono occupati a terra. Ma noi non siamo capaci, fino che fanno tutti i punti politici, adesso partito scoloro, tricolore, che hanno occupato totalmente il sardo e non governate, destra, sinistra, centro, non ha importanza, non governate come un governo coloniale. E stanno libertate, cosa terra occupate, libertate per la Palestina, libertate per la Palestina. Qui andiamo pacificamente in chiesa elettorale.
Ci fate passare! Non ci fate
Hanno rischiato grosso oggi. Beh, si Sì. rischia. Ogni tanto si rischia. Perché? Ma sono pagati, sono pagati. E io ti ascolto. Cioè, siamo pagati per farlo. Sono pagati per farlo, certo. Sì. Sì? E io? Sì? Certo. E noi? E noi cosa facciamo? Stai tranquillo, mamma mia come sei nervoso, ragazzi. Ma non essere così nervoso, tranquillo. Io non sto registrando nessuno. Ma no, ma vai a casa, vai. Vai a fare in culo. Va. Devo stare a parlare con una ubriacona di merda. Non capisci un cazzo. Siamo tornati a punta capo. Messo. Bene. Da dove siamo partiti? Oh. Ho capito, stiamo pensando. No. No, fa un po'. Cioè, non hanno nominato, capito? Sono stato lì. Hanno nominato la questione. Hanno nominato un sacco di cose. La questione della speculazione sulla proprietà terra non l'hanno nominata. Solo questi anni. Io non capisco come è possibile. Sono veramente dei. Sì, ma perché fa indicati? Sì. Pedro Pedra, com'è? Bella mossa, mi è piaciuta, la grande. Sì. Lo sai già, assolutamente. In questo caso sì. Live, sì? Ho trovato? Pedro con la U, Pedra, si Noi siamo nel presidio dove stiamo combattendo da 3 mesi e mezzo contro Pedras. Ah, Petras. Iscrivetevi così guardate tutto. E quello prego. Mattia, se mi ascolti, se sei in linea, siamo in piazza dove eravamo prima, ok? Raggiungimi.
Quello, non lasciamo una boccanza. Sta parlando. Sì, sì, sì. Sono d'accordo che certo, sicuramente, ma contemporaneamente dobbiamo risolvere. Se poi risolviamo, certo, se noi risolviamo i nostri problemi, abbiamo più forza per aiutare la soluzione.
Veramente è importante che ognuno di noi continua a fare tutto quello che dobbiamo ribaltare la situazione. A questi criminali, queste leggi che ancora non devono essere spazzate via in modo comunque le stanno combattendo non solo manifestazioni, che stanno studiando soluzioni efficaci. C'è l'altro. Comunque pare che anche loro l'hanno capito. Io non so, ma mi pare che hanno capito che ormai per loro è arrivata la situazione contro di loro che è solo che ancora sono troppo contenti e purtroppo possono fare funzionare, possono ancora corrompere i politicanti di merda.